Rientriamo in questo studio ideale dedicato alla maratona della Castellana, 24esima maratona di Vedelago, il 2 ottobre. Segnatevi questo appuntamento, grande kermesse dell'atletica con il gruppo atletica di Vedelago. Siamo di nuovo con Mario Righetto, presidente del gruppo atletica Vedelago, e per raccontare che cosa? Quanto volontariato gira attorno ad una maratona? Noi abbiamo già ipotizzato, oltre alle 263 intersezioni che avremo nel percorso, abbiamo da regolamento 8 punti di ristoro, 7 punti di spugnaggio, abbiamo ipotizzato più di 1000 volontari sul percorso. Questi li avete già trovati, già coinvolti, giusto? In pratica la buona parte, questa è la parte che, più facile, che è già sistemata come prodotto. Tornare a fare la maratona di Vedelago da quest'anno, Maratona della Castellana, sarà un impegno, sarà una scommessa per noi. Puntiamo sulla qualità per migliorare e affinare tutta quella che è l'organizzazione per avere un risultato in questo senso per il prossimo anno. Comunque almeno 1000 atleti dobbiamo averli. Presidente, la grande tradizione del gruppo Atletica Vedelago è quello di aver fatto partire proprio da Vedelago per la Maratona del Santo un grandissimo numero di atleti diversamente abili. In questo senso continua la vostra sensibilità? La nostra massima disponibilità e orgoglio ad averli. Anche perché sono davvero degli atleti importanti che dimostrano cosa una persona magari con determinate problematiche però tira fuori di orgoglio, di passione, di volontà. Lo insegnano a noi, la loro caparbietà ci fanno vedere il mondo sotto un'altra luce. E ci danno molto. Sicuramente. Allora, Presidente, grazie, noi ci fermiamo qui, tra poco parleremo ancora di questa maratona della Castellana, intanto andiamoci a gustare questo servizio di cronache trevigiane. Casatella Trevigiana DOP, il formaggio a pasta molle più celebre e apprezzato nella marca trevigiana, ha compiuto 3 anni. Come ogni compleanno che si rispetti, non poteva mancare una festa per celebrare questo importante anniversario. Sentiamo il presidente del Consorzio di tutela e valorizzazione Casatella Trevigiana DOP, Lorenzo Bruniera. È un buon traguardo, siamo arrivati dopo una lunga strada, siamo partiti 10 anni fa a costituire questo consorzio, 3 anni fa siamo riusciti a portare a casa la DOP, ma è partito ancora prima perché dal 91 parte questa idea di questo prodotto. Casatella Trevigiana DOP ha festeggiato i suoi primi 3 anni all'Oasi di Cervara di Santa Cristina di Quinto di Treviso, area di grande pregio naturalistico all'interno del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile. Ai nostri microfoni il presidente Alberto Magaton. Per noi è motivo di soddisfazione oggi il fatto di aver festeggiato il terzo compleanno della Casatella Trevigiana DOP, questo importante riconoscimento che è stato dato a questo prodotto da parte dell'Unione Europea. Quindi il parco continua nella direzione di promuovere e valorizzare questo tipo di prodotti che sono prodotti intimamente legati al territorio. Presente alla manifestazione anche Aprolav, l'associazione che riunisce i produttori di latte e formaggio veneti. Il presidente di Aprolav, Terenzio Borga, usa queste parole per descrivere la Casatella Trevigiana DOP. La definisco principessa dei formaggi perché effettivamente ha un gusto particolare, delicato, così molle, bianca, candida, che ti viene spontaneo di pensare rispetto agli altri formaggi, di dare questo termine rispetto agli altri formaggi. Per carità non voglio levare niente agli altri, però la Casatella ha delle caratteristiche e particolarità solo sue. L'ultima parola spetta al presidente del consorzio Casatella Trevigiana DOP, Lorenzo Bruniera, che vuol fare un appello contro la contraffazione a garanzia del consumatore. Se un consumatore si aspetta di consumare Casatella Trevigiana DOP deve essere rotonda e noi auspichiamo tutti che i nostri ristoratori, i distributori del territorio vogliono distinguere questo prodotto e non per poche lire magari ingannare il consumatore, perché quello che noi stiamo lavorando è per dare sicurezza al consumatore. La caserma Bianchin, una vecchia base missilistica abbandonata che rappresenta una ferita aperta per il territorio del Cansiglio. Veneto Agricoltura, già proprietario del sito, ha dato inizio alla bonifica dello stesso. Un lavoro complesso di cui beneficerà tutto il territorio. Sentiamo la soddisfazione dell'amministratore unico di Veneto Agricoltura, Paolo Pizzolato.
Per noi oggi è un motivo d'orgoglio essere qui a recuperare quella che era l'antica e vecchia caserma Bianchin, un sito logicamente logistico militare dismesso nel 1979, consegnato a Veneto Agricoltura grazie soprattutto all'intervento dell'ex amministratore Corrado Callegari nel 2008. Per noi oggi inizia questo lavoro di ristrutturazione, demolizione e recupero di una parte di cose che non dovrebbero più esistere, cose dedicate alla guerra che purtroppo ancora adesso a livello internazionale ci circonda e che non vorremmo mai esistesse. Noi cerchiamo di bonificare, di rendere utile per il territorio questa cosa, cerchiamo di consegnare ai comuni limitrofi gli spazi recuperati a livello turistico, per cui diciamo dei parcheggi nuovi, del recupero di alcuni hangar affinché possano essere contenute macchine agricole per le società e per le aziende collegate in questo territorio, restituire tutto questo spazio, una bonifica alla foresta, a quello che effettivamente tutto il mondo dovrebbe essere. Un progetto ambizioso che prevede anche la presenza di un piccolo museo riguardante la storia della base missilistica e del periodo della Guerra Fredda. Non poteva mancare all'appuntamento il presidente della provincia di Belluno, Giampaolo Bottaccini, che esalta la collaborazione tra le istituzioni. Serve la sinergia fra i vari enti, gli enti locali, i comuni, la regione in quel caso e lo Stato. In modo particolare ringrazio l'allora ministro Zaia che diede lo scossone, quello definitivo, per il passaggio di quest'area dal appunto demanio statale al demanio regionale. Tutto partì nel 2008, al tempo alla guida di Veneto Agricoltura c'era l'onorevole Corrado Callegari. Sentiamo una sua riflessione. Sognavo nel 2007-2008 di poter abbattere quel reticolato che circonda questa caserma, che non la restituisce di fatto al territorio circostante. Oggi inizia questo tipo di operazione e io penso che tutti ne possono essere soddisfatti, cittadini, istituzioni locali, Veneto Agricoltura e Regione del Veneto. E rientriamo a Vedelago seguendo idealmente questo percorso di 42 km della Maratona della Castellana, di nuovo con Fabio Ceccato, il nostro assessore allo sport di Vedelago, al quale volevo chiedere una cosa tecnica. Una maratona che comprende anche la 30 km, quindi una gara nella gara, di cosa si tratta? Allora diamo la possibilità a tutti gli atleti che vogliono preparare una maratona magari successiva, che può essere anche maratone vicina a noi nel territorio, di effettuare un lungo, cosiddetto tecnicamente, cioè un 30 km per preparare appunto queste maratone. Quindi oltre a esserci la possibilità di attraversare il nostro territorio tra cultura, sport, perché parliamo di attraversamenti di Piazza Giorgione, quindi con il Giorgione a Vedelago, con il Palladio a Riese, con la casa di Pio X. Quindi oltre ad avere questa opportunità si ha l'ulteriore opportunità di avere questi 30 km in preparazione per eventuali altre maratone. Ecco, una eventuale altra maratona è quella che si svolgerà dopo un mese circa, nel senso che questa maratona della Castellana si svolge il 2 ottobre e dopo un mese circa quella di New York. È un esempio che calza? È un esempio che calza perfettamente, non c'è solo New York, ci sono altre maratone, ma che comunque è ideale come periodo appunto per preparare queste maratone. Va da Venezia a New York e a Firenze stessa. Le 5 amministrazioni hanno tutte detto bellissima questa idea di vendere attraverso la maratona il nostro territorio, ricco davvero di tante cose da vedere e da gustare. Devo ringraziare tutte quante le amministrazioni coinvolte da questo passaggio della maratona, perché hanno da subito sposato l'iniziativa, quindi le ringrazio vivamente, e oltre che averlo sposato si sono fatti promotore dell'evento e anche promotore di iniziative che possono coinvolgere e promuovere questo evento. Quindi tutti insieme per promuovere sia la maratona della Castellana ma con un fine più lungimirante, cioè lo sport in toto. Allora, grazie all'assessore Ceccato. Noi prima di chiudere questa puntata di Cronache Trevigiane però ci andiamo a gustare ovviamente con gli occhi questo servizio di Cronache Trevigiane. Oggi vi voglio presentare un vitigno tipico dell'area Piave, il Merlot, dell'azienda Terre di San Rocco. Limpido, dal colore rosso rubino con lievissimi tenori granati. Del resto ha una sua piacevole consistenza, media consistenza per quanto riguarda il territorio. Un naso ricco, un naso giovane, un naso speziato, un naso che deriva dal fatto che abbia maturato in piccole botti di rovere, la barrique. Ecco che allora nella speziatura il pepe, i chiodi di garofano vanno a sopravanzare un po' il carattere principale che sono quelli della frutta, il mirtillo, il cassis.
nello stesso tempo è bello pensare al mantenimento di questa voglia erbacea. Gusto secco, gusto caldo, sapido nel suo carattere, di medio carattere per quanto riguarda la sua sensazione pseudocalorica. Un retrogusto che è ancora giovane, voglio dire porta di più lo speziato. Io lo abbinerei con l'idea delle carni arrosto, però giocherei appunto nell'anatra, nell'oca, nel piccione e lo servirei a temperature di 16-18 gradi. Cari amici, il vino di oggi è uno Chardonnay del Piave DOC, denominazione di origine controllata. Chardonnay, un vitigno internazionale che troviamo perciò in tutto il mondo, ma che nella provincia di Treviso assume un'importanza enologica veramente importante. L'azienda Cantine Produttori Campo di Pietra, siamo in provincia di Treviso. Il colore, certamente un colore tipico di questo vitigno, un bel giallo paglierino luminoso. Proviamolo al naso. Aromi delicati, certamente di frutta matura come la pera matura, la mela matura, ma alcuni profumi esotici. Ecco che quindi si propone l'ananas matura e un po' di mineralità nel finale. Proviamolo in bocca. Bella questa spalla di freschezza, con queste note legate al mondo della frutta con mineralità finale. Sapidità, freschezza, ma anche morbidezza. Certo, un vino ambizioso, importante, bello. Servire fresco in abbinamento con dei gnocchi, burro e saglia. Buon appetito! Rientriamo in conclusione in questo studio ideale che è stato dedicato alla Maratona della Castellana per dire che Cronache Trevigiane come sempre tornerà la prossima settimana, stesso giorno, stesso orario e stessa emittente. Alla prossima! Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo APOVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group.